praticamente oggi Singano ha montato questi cornetti qua comodissimi, cioè praticamente io oggi andavo via col sorriso da deficiente, no? Perché sembrava tipo che avessi vinto la lotteria, perché finalmente vado via con la schiena dritta, cioè veramente è una figonata pazzesca. Ah, comunque vedi qua le scritte dietro, non guardarle perché altrimenti sarebbe pubblicità, pubblicità non pagata, quindi insomma non guardarle, cancellale, eccola, guarda per terra. Cioè sono quelle piccole cose, però accidenti come ti cambiano la vita veramente. Alla fine venivano 18, mi hanno fatto 15 e io sono più che contento. E niente, alla fine ho venduto il camper e ho preso questa. No dai, scherzo, ad aprile un mese dopo, 2 mesi dopo in ritardo. Oh scusa, c'ha palle al coso. Sì, perché ora che tu pubblichi. Come che te chiami? Roberto, siamo amici. Dai, che ho una memoria mia. Vabbè, ma mi immagino che sì. No, con una memoria mio. Cioè proprio non mi ricordo un cazzo. Ah, cazzo, aspetta. Che ho messo. Un sacco di amici, ti puoi immaginare. Ma no, non c'entra. Perché tutti ti invidiano, sai quello che ma tu vai, fai. Porca miseria. Alla grande. Se quello è Roberto che l'ha visto anche lui al camper del Singano, l'ho detto aspetta che mi fermo a trovarlo, sì, poi è un grande. Vai. Dai. Guarda che stupendo. Buongiorno Italia, sono arrivato qui dal Michele che mi ha svegliato di prima mattina urlando Singano! Allora neanche il tempo di capire che sono nel pianeta Terra che Michele sta già iniziando. Allora tu dici ma cos'è che sta facendo? Allora noi adesso dobbiamo cambiare le candelette e la guarnizione del coperchio punterie. Allora si procede bestemmiando dietro un po' a Singano che non ha pulito il motore. Intanto che lui bestemmia io continuo a pulire il motore, cioè capisci? Le candelette, vedi, qua stiamo parlando ovviamente di un motore Ducato 1900 turbo diesel, quello del 91, non sono quelle sopra che Michele ci dice essere gli iniettori, ma sono quelle appena sotto, vedi dov'è lui? Sotto gli iniettori. Una cosa che mi tranquillizza è che Michele l'ha già fatto nel suo e lui ha il motore identico, spiaccicato al mio. Non così sporco però. Sì, no, ma va bene, non così sporco, ma non è sporco, è vicissitudine, cioè è una cosa... Una merda. Ma no! Ora sto qua è il cavo di portata che porta corrente e candele, in maniera che candele, portando che corrente e candele si scalda, madonna che siga, i matti, portando che a corrente e candele si ciappa fuoco, cioè si scalda talmente tanto che gli dà il primo secondo in maniera che il gasolio ciappa fuoco e dopo questi qua si studia in automatico perché il gasolio va in moto tramite compressione del gasolio. Le candelette le puoi anche, cioè si possono togliere anche a mano svitandole verso sinistra, e però sì, prima c'hanno quelle viti davanti, no? Quelle quei bulloni. Che serve per tenere su la staffa di portata della corrente, che porta corrente su tutte e 4 le candelette, perché altrimenti si non a 4 fili e su ogni filo andare a attaccarsi al filo del positivo, dopo negativo lo recupera da carcassa del motore. E ora quando che facete i lavori qua ricordatevi sempre di assicurarvi che Ciavi sia cava via dal cuscotto, perché sennò ste fulminai, perché questa corrente che passa è in rischio di fare cortocircuito. Poi viene via la sbarra che porta tutti e 4, che porta la corrente su tutti e 4. Sta quasi il derivatore che porta corrente su tutti e 4 le candelette, a parte da qua col cavo che avevamo mostrato prima, sto cavo qua, ok, col cavo quello principale si attacca qua e porta corrente su tutti e 4 le candelette, porta corrente a massa che abbiamo già detto che si è collegata già al motore. Una volta che va questo lo metti in parte e dopo cominci a cavare le candelette. Una volta che va via la barra si inizia a cavare via la candeletta, si va dentro con la chiave da 12 e ti cominci a svilarla. Ti svili tutta quanta finché ti resti in mano. Una volta svilato tutto quanto, la candeletta, tac, resti in mano. Ok, spazza. Sporca, onta, come potete vedere, è tutta quanta onta, è tutta rovinata soprattutto. E ora, come potete vedere, è completamente brusata e magnata. Ecco, poi approfittiamo, vedi, io sto grattando la barra di portata alla corrente che era tutta bomba di olio, quindi adesso gli do una bella grattatina così passa meglio la corrente. Si era preso tanto con le bombe, cioè ce n'è a grattare qua. Senti che voce tipo da trans. Guarda che mi rimonta il dentino, guarda. Posso anche sorridere? Sì?
è che non è niente da sorridere, perché da prima mattina comunque ti butta su dal letto, e cos'è da sorridere? Niente? È una che rompe i coglioni che ti dici non c'è prima, a me il motore che si sporco, perché ti trovi in condizione qua, non va bene. È venuto per il dentino. È simbolico, non è sporco. Ed in compenso però che fa il caffè. Prima è sporca perché lui non lava il motore. Ma non vuol dire, ma guarda che caffè, cioè lui non ha mai bevuto un caffè così buono. Ne ha bevuti di più buoni, di meno buoni, ma non... appunto, è la particolarità, no? Monte. Esatto. Non lava il motore. Esattamente, è l'unicità del caffè della situazione. Quindi eccole lì, vedi? Adesso le abbiamo cambiate tutte e 4, erano prese molto ma 3? Ma va? Noi e 4? E cosa sono 3 cilindri mi? No, dicono 4 cilindri, però l'ultima manca ancora da cambiare. Ah ok, ecco perché sto nei conti. Allora, le abbiamo quasi cambiate tutte, Michele dice che erano prese veramente molto male, adesso su ci sono quelle nuove, poi si rimonta quella staffa da 4, ti ricordi, quella che ho grattato con la carta vetrata, e poi quel cavetto lì penzolante che è quello per dargli l'elettricità. Buono cazzo. Quindi un giorno con magari sono distante a Michele o fammi sti lavori o me guida, no? Dico aspetta che mi guardi la guida che ho fatta, no? Per capire come che si fa. Allora, non per far pubblicità, ma siccome sono stati professionali e gentili, mi sembra giusto. Le candelette le ho prese da Autoparts, ok? Vedi qui il codice QR per scaricarti l'app. I prezzi sono veramente bassissimi per le 4 candelette, ho pagato tipo 30 euro e qualcosa, e il pezzo di paraurti tipo 10 euro. Cosa succede? Io ho ordinato queste candelette, no? E che costavano anche un pelo meno, e però per sicurezza gli ho detto guardate, io ho preso queste, ho questo motore qua, vi leggo anche il libretto, questa è una cosa che devi fare sempre, anche quando vai a prendere i ricambi, ti ho detto dai il libretto, nel libretto c'è scritta la sigla del motore, ok? Con quella sigla loro trovano i pezzi giusti. Difatti le candelette che avevo preso io non andavano bene, erano di misura diversa, loro me le hanno cambiate e mi hanno messo queste. Hai presente quelle foto che trovi su internet, su Instagram, no? Che ci sono tutti i motori colorati, luccicanti, cromati. Ancora avanti con questa storia. Dopo ti metto il giro e ora? No, perché? No, io stavo dicendo del mio motore, no? Che merda. Ma no, non capiscono niente. Questo è lo stile vintage, cioè lo stile fricchettone, tutto colorato, pulito, eccetera, e c'è lo stile vintage, no? Che dà quel senso di vissuto, un po' come quando compri i jeans strappati, cioè non è che io usai spazi. Ok, ci manca solo l'ultima e poi abbiamo finito, ha detto Michele. Cioè lui parla, poi io premo rec e ripeto le cose che ha detto, così passo anche per uno che sa, ma in realtà non so un cazzo di queste robe. Ora sembra che sono arrivate tante richieste tra persone di YouTube, chi domandava e chiedeva, però giustamente mi non ho tempo per poter stare dritto a tutto quanto, con già il mio lavoro e non riesco. Se avete bisogno di qualche consiglio, ok, ben venga, però se avete da fare altri lavori, robe così, non posso farlo. Lo faccio per Zingaro, perché Zingaro è una persona che merita, un bravo figlio, lo faccio volentieri. Buon finito, adesso mettiamo su la staffa in mezzo a merda. La staffa è quella cosa con i 4 buchi che io ho pulito con la carta vetrata. Che non la pulire il motore. Ecco qua. Adesso mettiamo su le vide. One. Boh, mettiamo su sta qua, qui si mettiamo sul cavo, che non si smetteremo il cavo, in giro sparso per il camper. Se non c'è che la sei fuoco dopo che passiamo, dopo sì che mi farò un bel camper infuocato. Adesso ci mette il cavo, quello della corrente che abbiamo ricordato prima, sulla quarta, abbiamo messo la prima, adesso mettiamo la quarta, che così sta un po' dritto, adesso la avvitiamo, tac. Sempre más perché da olio, perché io non ho il motore naturalmente. Ma non capisce lo stile. Si mantiene più. Lo stile vintage. Prima che ne casca su. Che dopo una volta nei commenti uno aveva anche scritto ma non sei capace di far niente. È vero, non si può fare un cazzo, però ho la fortuna, diciamo, di conoscere sempre tanta bella gente e amici che mi danno una mano. Che tocco del ruffiano. Che tocco del ruffiano. A posto tutte e 4 e adesso invitiamo su. Invitiamo nel termine veneto scientifico significa avvitiamo, cioè non è che invitiamo qualcuno, no, avvitiamo si dice anche invitiamo da noi, soprattutto invitiamo su.
Stavamo parlando di pesi del camper, no? Del fatto se ti rompono le balle o meno in giro. Però leggevo nel mio camper che pesa a secco 2175 kg. Quindi ora arrivare lassù con manga. Cioè, gli ho donato il dono del vintage, di questo stile antico, rinomato, che è così tanto tornato in voga. E lui cosa fa? Disprezza, minimizza così la vintagitudine del mio motore, cioè dell'olio del mio motore. Comunque diciamo da 2175 a 3500, cavolo, ne ho da riempire, quindi forse Zingano è anche dentro quei pesi, forse. Ho sempre voluto provare a pesarlo, è che non ho mai trovato nessuno che avesse la pesa qua in zona. Poi vabbè, ti dimentichi, sai come passa il tempo. Dovrebbe costare 2 euro in teoria far pesare un camper o comunque un mezzo. Vedi, quella volta che Zanini mi hanno cambiato la batteria motore, no? Hanno detto sto qua non capisce un cazzo, non sa far niente, gli mettiamo quella senza manutenzione, capito? Così non la va a far niente. Ci siamo arrivati alla fine. Avrei potuto usare stabilizzatore, cavalletto eccetera, ma data la situazione e i tipi di riprese da fare diciamo in velocità non era il caso, quindi insomma accontentate come sempre e via. Prova motore. Perfetto!